Corte ha pronunciato quest'ordinanza, quindi sulle eccezioni richieste formulate dalle parti in merito alla formazione del fascicolo per il dibattimento, esaminati gli atti, premesso che ogni questione attinente alla formazione del fascicolo per il dibattimento debba essere valutata alla luce della natura ontologica dell'atto, nel rispetto delle previsioni di quell'articolo 431 CPP, in disparte ogni questione attinente all'eventuale validità ed utilizzabilità dell'atto medesimo. Ritenuto quanto agli atti di cui il PM chiede l'inserimento nel fascicolo, che trattisi da 1 a 17 pacificamente di verbali di atti non ripetibili della Polizia Giudiziaria, sequestri, perquisizione, accertamento urgente sullo stato delle cose e dei luoghi, acquisibile senza l'articolo 431 lettera B, impregiudicato ogni questione sulla validità dell'atto medesimo. Ritenuto quanto al decreto di fermo di cui al punto 14, che costituisca parte integrante del verbale di esecuzione, esclusa l'utilizzabilità ai fini decisori della parte espositiva delle ragioni dei presupposti della misura precautelare adottata, ritenuto quanto ai documenti di quei punti 18 e 19 che costituiscono documenti acquisiti all'estero mediante ordini di indagine europea previsti dall'articolo 431 lettera D CPP, quali atti destinati a formare il fascicolo per il dibattimento sin dalla sua origine, già posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio anche per l'imputato e in relazione anche al presente delitto, ben conosciuti dalla difesa che nel verbale di udienza preliminare ne eccepiva l'utilizzabilità. Ritenuto quanto alle richieste difensive che debba essere acquisito il verbale di perquisizione datato 4/6/20, allegato 6 della memoria difensiva, con estromissione della notazione di PG datata 30/12/21, foglio 46 del fascicolo, non trattandosi di atto irripetibile. Osservato quanto agli atti contenuti nel fascicolo della cosiddetta posizione giuridica Faldone 5, che vanno certamente restituiti al PM, gli atti inerenti alla misura cautelare adottata nei confronti dell'attuale imputato per il delitto di omicidio in danno di Scelai e specificatamente indicate nella memoria difensiva a pagina 2, ritenuto quanto agli altri atti di cui è chiesta l'estromissione, che il giudice del dibattimento, quale giudice della cautela, debba avere contezza del titolo legittimante e delle relative vicende processuali, che pertanto ad integrazione del fascicolo cautelare possano essere acquisiti gli atti di parte indicati dalla difesa nelle memorie a pagina 3, nonché le memorie prodotte in data odierna dal pubblico ministero. Per questi motivi, visti gli articoli 431, 432 e 491 CPP, dispone la restituzione al PM della notazione di PG, nonché degli atti relativi alla posizione dell'imputato in ordine all'omicidio di Scelai, meglio indicati in parte motiva. Dispone l'acquisizione di tutti gli altri atti prodotti dalle parti. Allora, siccome noi avevamo fissato un'udienza di rinvio al 3 aprile, perché pensavamo che potessero essere articolate anche ulteriori questioni e quindi riteniamo di dover anticipare la prossima udienza in modo che, siccome ancora non sono state articolate alcune delle questioni che le parti hanno anticipato, è opportuno che questo avvenga in modo che possa essere vagliato dalla Corte. E quindi volevamo proporvi, alla luce del nostro calendario, che ha subito comunque delle modifiche, se potevamo vorremmo rinviare al 24 di marzo, in modo che a quel punto vengano fatte le eventuali questioni preliminari e poi si possano decidere all'udienza del 3 aprile, quindi che era l'udienza che noi già avevamo indicato come un'udienza, dopo la quale si va oltre o non si va oltre, poi decide. In vista però della prosecuzione comunque eventuale, considerando che noi abbiamo un calendario molto serrato, con tanti processi, con detenuti e anche voi avete i vostri impegni, quindi volevamo già darvi un calendario in modo da poter cominciare a programmare le future attività. E quindi allora il 3, per cui in buona sostanza il rinvio adesso sarebbe al 24, sempre qui a Re Bibbia, per le eventuali questioni preliminari definitive, dopo le quali abbiamo una deadline in ordine alla... il 3 aprile la manteniamo per lo scioglimento delle questioni preliminari e quindi per l'attività poi di ammissione delle prove eventuali e poi per la prosecuzione, sapendo appunto tutti gli impegni di tutti quanti noi, avevamo individuato una serie di date che vorremmo indicarvi, che sarebbero le date, poi eventualmente lo mettiamo poi anche su TIAP e l'eventuale calendario anche per la prosecuzione. Comunque il 13 aprile,
13 aprile coinciderebbe con la Corte di Assise di Frosinone. Il 13 aprile. Allora, io so di questa coincidenza col procedimento di Frosinone, però siccome siete più politici ministeri, più difensori, bisogna insomma che si faccia anche uno sforzo. L'imputato o sta qua o sta là, Ah, l'imputato già, in quel caso è sempre lui ed è sempre solo lui. Va bene, allora il 13 aprile no. Allora però il 13 aprile... Allora, vediamo se aprile non riusciamo a trovare un'altra, perché abbiamo fatto molta fatica a trovare... Cosa? No. Scusate, 24 come non detto. Non possiamo andare al 24 di marzo. Stessa cosa, il 24 aprile c'è l'altro. Sì. 24 marzo? No, marzo no. No, 24 aprile. scusate, un attimo. Siccome abbiamo fissato in prosecuzione, non era indicato in calendario, ma è una coda di una discussione del 23, e quindi che potrebbe essere anche eventuale, ma non possiamo, no, il 24 non possiamo passarlo. Vediamo un attimo se possiamo anticiparla un pochino rispetto al 3, ma ho paura Quindi il che... 24 marzo no. Allora purtroppo non riusciamo a trovare un'altra data. Si era liberata un'udienza, ma in realtà poi era stata già in parte occupata, quindi... Scusate un attimo, faccio una chiamata per verificare su un'altra udienza. Il 6 aprile eventualmente, 6? Era sì, il 6 aprile, sareste disponibili? Però, scusami... Guardate, stiamo un attimo vedendo con voi, no? Perché dobbiamo vedere se siete disponibili, quindi stiamo insieme cambiando. Però rimane fermo il fatto e poi non riusciamo a scegliere. Un attimo, scusate. Niente, allora mi sa che... 14 per esempio, il 14 aprile, come siete messi? Invece del 13 il 14. Sì, allora, il 3, a questo punto il 24 non è possibile, lasciamo il 3, però il 14, perché noi ad aprile non riusciamo, guardate però ci deve venire un po' incontro. Sì, no, rappresento detenuto. Perché c'è sempre un'udienza di Calderon dove è già stato disposto il videocollegamento alle ore 10, quindi il 14? il giorno 14 aprile. Quindi se ci fosse una Quindi avete 2 giorni sempre Calderon, 13 e 14? Sì, il 13 a Frosinone e il 14 a Roma, un'altra udienza di Calderon per la quale è già stato disposto il videocollegamento alle ore 10 davanti al GUP. Un altro processo. E alle 10, non so, magari compatibilmente con gli orari, però alle 10 è E proprio... il 12? A questo punto il 12? Per me va bene. Va bene? Allora 12 aprile, va bene? Quindi allora, il calendario è 3 aprile, 12 aprile, poi (2 maggio), la mattina solo però, perché il collega ha un'applicazione in decima. 4 maggio, sì, la mattina, cioè insomma fino a 1:30, il tempo tecnico, il collega poi ha un'altra udienza dopo, quindi l'1, l'1:30, non di più. 4 maggio, e noi potremmo anche il 5,
non è che facciamo sempre 3 udienze, adesso è per fare un po' di udienze, poi cerchiamo, una volta che abbiamo preso il binario del processo, di fare un po' più, che noi adesso i prossimi 2 o 3 mesi già siamo strapieni, quindi abbiamo dei buchi e stiamo cercando di metterli un po' nei buchi, poi magari facciamo, no, una cosa più regolare, penso che faremo, che ne so, un'udienza a settimana per dire, quello poi circonda quello che sarà il calendario, poi vediamo un attimino come si sviluppa il processo. 15 maggio, 22 maggio, 8 giugno, 13 giugno, sì. Vabbè, al momento togliamola, poi, perché, ripeto, abbiamo già tante udienze già fissate, quindi non so. 20 giugno, 20 giugno, 3 luglio e 6 luglio. Allora, poi ovviamente già il 3 aprile potremo anche noi avere qualche maggiore lucidità su qualche, abbiamo un paio di processi che sono tutti in rogatoria internazionale, purtroppo sono sempre appesi a delle sorti che a volte vengono decise, quindi noi adesso vi abbiamo messo in delle date che siamo tranquilli che non dovrebbe succedere niente. Poi ovviamente il 3 aprile già ci riaggiorniamo perché anche noi abbiamo una maggiore visibilità, possibilmente anche per una prosecuzione fino alla fine dell'anno, insomma. Allora, possiamo quindi andare... Prego. Il Presidente, scusi, il 3 aprile al momento quindi è confermato per le sole questioni preliminari. Beh, diciamo, voi mi avete detto che ci saranno Sono questioni preliminari, sì. quindi... Questioni preliminari, non ammissione delle prove, ma solo questioni preliminari. Se mi dite, insomma, che ci sono questioni preliminari da vagliare, le mettiamo per le questioni preliminari. Poi all'udienza successiva scioglieremo le riserve sulle questioni, verosimilmente se tutto... E ammetteremo le prove. Ammetteremo le prove. Va bene. Allora, diciamo che chiaramente non è dovuto, però se fosse possibile anticipare con delle memorie, diciamo così, qualche giorno prima le questioni, sarebbe di ausilio per la Corte, proprio per seguire meglio anche la vostra eventuale discussione, insomma. Va bene? Tutte alle 9:30, vero? Sì, le udienze sono tutte alle 9:30, sono tutte quante sempre qui nell'aula di Re Bibbia, quindi... Sì, anche per... Sì, noi non abbiamo questioni preliminari, cioè, possiamo, come dire, agire solo in contropiede, nel senso che... Se anche noi... Però... Detta così non gliela diamo la memoria prima. No, la memoria... Allora, la memoria, abbiamo un calendario stretto, quindi la memoria, a parte che diciamo, in parte già è stato in qualche modo anticipato che verranno fatte delle questioni. No, piuttosto vi volevo dire una cosa, se sono questioni attinenti, diciamo così, a doglianze inerenti il deposito degli atti o il non deposito degli atti, mi raccomando documentati, perché sono tutte questioni processuali verosimilmente che non attengono ad atti a conoscenza della Corte. Quindi, come sempre, la questione processuale argomentata deve essere documentata, in modo da venire prospettando una questione e fornendo gli elementi documentali di sostegno. Un principio di autosufficienza della memoria, diciamo, sempre, della questione. Ok? Poi sempre sintesi, perché è gradita, e incisività nelle questioni che si prospettano. Allora, la Corte invita le parti a depositare in cancelleria almeno 3 giorni prima dell'udienza, eventuali memorie a sostegno delle eventuali questioni preliminari che intendano sollevare. Prego. Presidente, poi magari noi, diciamo, noi la risposta la produrremo semmai in udienza, perché ecco, diciamo... Allora, vediamo un attimo. Allora, io so, per quello che è stato già anticipato, che alcune questioni sono state già sollevate. Non so se questo avviso integrativo di deposito atti possa articolare o spostare il focus delle questioni.
Gli atti non sono stati ancora del tutto prodotti. Se chiaramente in uno sforzo di tutti vi velocizzate nella diciamo così, acquisizione ognuno di voi degli atti che gli sono fondamentali per contraddire, è ovvio che un deposito almeno 3 giorni prima per mettere in moto la Corte e la controparte. Evidentemente poi se mi rendo conto che i tempi possono essere stretti, se in udienza il pubblico ministero non riuscisse ad articolare tutto quello che deve articolare o a produrre tutto quello che deve produrre a sostegno delle proprie eventuali deduzioni, ci potrà essere eventualmente, questo come sempre in base al contraddittorio, un eventuale termine. Però tenete conto di un fatto, che abbiamo messo delle date un po' anche stringenti, poi noi dobbiamo decidere, quindi anche noi poi dobbiamo avere i nostri tempi per decidere. Quindi, siccome immagino che ognuno di voi in parte, fra di voi, già sappiate quali sono gli argomenti che verranno arati, e potete, anche se ritenete, insomma, predisporre per l'udienza della documentazione idonea, insomma, non eventuali memorie, certo, deve essere sollevata la questione per depositare memoria, però poi se ci sono, come sempre, esigenze, difficoltà oggettive, insomma, significative, vengono poste all'attenzione della Corte e la Corte le valuta, va bene? D'accordo? Allora dispone il rinvio all'udienza quindi del 3 aprile, ore 9:30, sempre in quest'Aula, con ripristino del videocollegamento con l'imputato come per la data odierna. L'udienza è tolta.